Buongiorno e bentrovati con A voi la linea. Primo giorno di scuola oggi per le classi prime dell'Istituto Stringer di Udine. Nel cortile della scuola sono arrivati i container nei quali ricavare nuovi spazi per gli studenti. Quello delle aule scarse o troppo piccole è un problema che interessa diverse scuole superiori. Ci colleghiamo con Isabella Gregoretto che ha raggiunto per noi la scuola all'Istituto Stringer. A te la linea, Isabella. Primo giorno di scuola allo Stringer di Udine per 160 nuovi allievi. Quindi oggi si comincia con le prime, domani arriveranno le seconde, poi le terze e poi finalmente giovedì tutti insieme ma con 2 turni diversi. Con noi la dirigente dell'Istituto Stringer di Udine, Monica Napoli. Ho visto che all'ingresso avete apposto dei segnali, delle indicazioni che vanno seguite dai ragazzi. Insomma, come ha funzionato oggi? Allora, oggi ha funzionato molto bene, i ragazzi hanno seguito le indicazioni, quindi hanno avuto accesso all'istituto, i docenti li attendevano con un cartello indicante la classe e quindi poi in fila si sono diretti verso le classi con i loro docenti, sono stati molto ordinati, avevano tutti la mascherina, devo dire che sono stati veramente bravi. Ecco, questione permessi per accedere. Allora, per quanto riguarda i docenti, da questa mattina è attiva i docenti e il personale ATA, da questa mattina è attiva la piattaforma SIDI, quindi io stamattina dopo le 7 ho avuto accesso alla piattaforma e quindi ho potuto vedere quali le persone in servizio non avevano il Green Pass e quindi necessitavano di controllo. Per quanto riguarda i ragazzi non necessitano di Green Pass, non abbiamo avuto accesso da parte dei genitori perché essendo grandini li hanno accompagnati qua fuori e poi li hanno lasciati. Ecco, ma per quanto riguarda il personale in attesa che oggi appunto non aveva permesso, adesso cosa dovrete fare? Abbiamo avuto un unico caso di una persona che non ha il Green Pass e non si è sottoposta al tampone, quindi ha dichiarato di non voler presentare il Green Pass e quindi purtroppo è scattato il provvedimento di assenza ingiustificata in servizio con richiesta di riprendere servizio a norma, ovviamente entro le 24 ore, altrimenti dal quinto giorno scatta la sospensione. Devo dire che tutto si è svolto in maniera tranquillissima nel rispetto delle opinioni di tutti. Ecco, abbiamo detto oggi le prime, domani le seconde e poi le terze solamente fino alle 11, però con giovedì si comincia con il doppio turno. Purtroppo al momento sì, in quanto come vedete il prefabbricato sarebbe dovuto essere pronto per l'inizio della scuola, c'era stato garantito ma invece ci sono circa 3 settimane di ritardo, quindi per questi 3 giorni abbiamo optato per il doppio turno, dalle 8 alle 10 più piccolini, mezz'ora per sanificare e poi dalle 11 all'1 al triennio. Dalla prossima settimana sacrificheremo i laboratori e eventualmente pervederemo un rientro pomeridiano per classe fino a che non avremo tutte le aule delle quali abbiamo bisogno, quindi poi cominceremo con l'orario definitivo. Ecco, perché da anni attendete l'ampliamento dell'istituto, un po' vi siete arrangiati, siete andati in giro un po' per tutta la città, no? Per avere nuovi spazi. Adesso siete maggiormente concentrati qui e quindi temporaneamente funzioneranno questi container che tra l'altro sono stati proprio appoggiati questa mattina. Esatto, in quanto prima avevamo alcune 15 aule presso la sede del Marinoni, abbiamo dovuto restituirle, rimangono 2 laboratori e un'aula, il famoso quinto lotto dello Stringer lo attendiamo con ansia, risolverebbe completamente i nostri problemi. In questo momento ci mancavano 12 aule, 3 aule sono state ricavate ampliando delle aulette piccole all'interno e per adesso, per i prossimi 2 anni, ci adatteremo con i container. Ecco, andiamo magari a dare un'occhiata all'interno perché mi spiegava che sono container molto funzionali.
Sì, io ho avuto modo di vederli in un altro istituto e onestamente una volta approntati sono accoglienti, sono caldi, è ovvio che non è come un edificio scolastico, però possono accogliere tranquillamente gli studenti, vedete che sono locali puliti, nuovi, noi ovviamente li allestiremo con i banchi, con le lavagne, tutto ciò che serve, quindi secondo me sono ospitali e possono sostituire le aule per adesso, perché rimaniamo in attesa del quinto lotto. Quindi in attesa di nuove soluzioni alcuni ragazzi troveranno spazio proprio in questi container. Bene, ringraziamo la dirigente scolastica dell'Istituto Stringer di Udine, Monica Napoli, e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Il ruolo del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della rotta balcanica è stato al centro di un incontro svolto oggi a Pordenone e organizzato da Forza Italia, al quale ha partecipato il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, che ha assicurato maggiori rinforzi per i controlli al confine. Sentiamo. Giorgio Mulè, sottosegretario alla difesa, insomma il ruolo del Friuli Venezia Giulia anche alla luce di quanto sta succedendo nel resto del mondo, soprattutto a Oriente, con il problema della rotta balcanica che ritorna. Guardi, spesso si dice che Lampedusa e il sud d'Italia sia la porta dell'immigrazione dall'Africa. Qui in Friuli abbiamo una grande responsabilità, è la porta d'ingresso della cosiddetta rotta balcanica. Il nostro dovere è quello di presidiare questa zona sia da un punto di vista della deterrenza all'immigrazione, del controllo dell'immigrazione, sia soprattutto per dare l'idea di come non solo l'Italia e non più solo l'Italia deve farsi carico di questo problema. Lo stiamo facendo nella maniera migliore possibile, dalla difesa arriveranno ulteriori 50 militari a sostegno dell'operazione Strade Sicure, che è impegnata anche nel controllo delle frontiere. Do un dato su tutti: soltanto nel mese di agosto i nostri militari hanno fermato 733 migranti e i dati sono in crescita. Questo dimostra che non c'è soltanto un problema di controllo del territorio, c'è un problema di gestione dell'immigrazione. Con Forza Italia al governo siamo convinti che dovremo fare in modo che l'Europa finalmente si prenda a carico, che i paesi di prima accoglienza si prendano carico, perché riversare il problema sull'Italia significa negare il problema e non affrontarlo come dovrebbe essere fatto. Con la questione Afghanistan, quanto complicherà questa cosa anche nel capire quali saranno i migranti, per così dire, economici e quelli che invece scappano per reali motivi a questo punto? Guardi, innanzitutto adesso abbiamo il dovere di riaprire questi corridoi umanitari e nello stesso tempo di avere il controllo, come giustissimamente viene detto. Noi non abbiamo segnali concreti di una esportazione, per dirla in maniera, per farci capire, di terroristi da un paese all'altro. Abbiamo evidenza di controlli che devono essere fatti, perché l'esperienza ci insegna che il pericolo dell'infiltrazione è ed è reale. In questo momento però abbiamo un dovere di salvare vite umane, cioè di salvare coloro che in questo momento in Afghanistan, per le posizioni prese nei 20 anni precedenti, per avere fatto il loro lavoro, ad esempio di giornalisti o di attiviste per i diritti delle donne, corrono concretamente il pericolo di vita. Abbiamo il dovere di prendere dall'Afghanistan e di portarli in sicurezza in Italia. Ecco, su questo fronte quanto il Friuli Venezia Giulia può pagare questo? Ma il Friuli Venezia Giulia ha già dato tanto e continua a dare tanto per la straordinaria capacità di essere solidale all'interno di una cornice di sicurezza. Solidarietà e sicurezza però devono andare insieme. Il problema non può essere, non deve essere del Friuli Venezia Giulia, che può dare, ha già dato, ma in maniera, come dire, relativa rispetto al problema generale. Ecco, sul fronte politico il centrodestra oggi è più unito, anche se su alcune questioni, insomma, vi dividete. Ma guardi, noi siamo una coalizione che dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia ha la capacità di presentarsi unito e coeso, facendo sintesi di programmi elettorali che per noi sono il sangue con il quale stringiamo il patto con gli elettori. Sulla base di quei programmi abbiamo chiamato gli elettori, li chiamiamo anche in Friuli Venezia Giulia, li chiamiamo a Pordenone, nell'ambito di una coalizione che ha un'anima liberista, garantista, europeista, atlantista, che è quella di Forza Italia, che è garanzia di come questo centrodestra sappia essere moderato e liberale. Adesso è il momento di una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo. Bentornati per la seconda parte di A Voi la Linea. Rimaniamo in tema scuola e Green Pass e ci colleghiamo con Isabella Gregoratto a Udine. Isabella, ci sei? Eccola. Sì, ci sono.
Sono qui in via Pradamano, grazie Monica, sono qui in via Pradamano davanti all'istituto, alla scuola Fermi. Sono con il dirigente del terzo e quarto istituto comprensivo di Udine, Paolo De Nardo, però mi spiegava che oggi voi non siete partiti, contrariamente a altri istituti comprensivi della città. Voi avete deciso di partire ufficialmente il 16. Sì, in realtà ci siamo attenuti al calendario regionale che prevede appunto l'inizio delle scuole il 16. Alcuni istituti hanno autonomamente deciso come è possibile di anticipare l'inizio della scuola. In realtà alcune attività già si svolgono, cioè le attività previste dal piano scuola estate già si svolgono, ma sono per un numero limitato di allievi. Ecco, lei ha notizie per quanto riguarda il funzionamento degli altri istituti, il funzionamento della piattaforma, perché oggi per entrare c'è appunto la necessità di utilizzare la piattaforma. No, l'ho utilizzata io personalmente per entrambi gli istituti che dirigo, la piattaforma funziona, restituisce i nomi di tutto il personale con il bollino verde se il Green Pass è attivo e rosso se non lo è. In quel caso vanno appunto controllate soltanto le persone che non abbiano il Green Pass positivo. Ecco, se non hanno il Green Pass positivo che cosa accade? Perché abbiamo sentito anche allo Stringer di Udine che effettivamente questa mattina, dove è cominciato per i ragazzi della prima, c'era una persona e quindi senza il Green Pass, e quindi adesso dovranno attendere, insomma, per farla entrare. Ma allora, intanto le persone delegate dal dirigente verificano attraverso l'app Verifica C19 che effettivamente il Green Pass non sia attivo. Se non lo è, allora la persona non può entrare a scuola e l'assenza viene ritenuta assenza ingiustificata. Ha notizie dalle altre scuole? Come è andata stamattina? Allora, c'è un pochino di confusione ovviamente perché questa è una novità dell'ultimo momento, ma soprattutto la confusione di oggi è legata al fatto che c'è un'ulteriore novità, cioè che chiunque entri negli edifici scolastici deve avere il Green Pass, non soltanto il personale della scuola. Questo qualche difficoltà la creerà soprattutto nei prossimi giorni e soprattutto per i bambini più piccoli, perché i bambini più piccoli in genere vengono accompagnati dai genitori, quindi se dovremo fare i controlli per tutti i genitori i tempi di ingresso a scuola saranno più lunghi. Ecco, ci sono degli istituti comprensivi in cui le lezioni, praticamente la scuola è cominciata oggi, però i bambini, gli studenti, gli alunni dovranno praticamente, non potranno usufruire dell'orario pieno addirittura per 3 settimane. Ecco, che cosa accade nei vari istituti? Perché i genitori chiaramente quando accompagnano i figli a scuola pensano di poter contare su un determinato orario. Ma succede questo, che laddove c'è una stabilità, il mio esempio è abbastanza emblematico, noi al terzo comprensivo inizieremo con l'orario pieno dalla seconda giornata, quindi facciamo l'orario antimeridiano solo il 16, il 17 partiremo con la scuola a tempo pieno. Laddove invece non c'è continuità di direzione, di servizi, questo può capitare, perché per diversi motivi, ad esempio non c'è l'organico completo, ad esempio non c'è l'organico di segreteria completo, cosa che ovviamente da fuori non si vede ma dai riflessi, e in alcune situazioni può essere che non ci siano disponibili servizi aggiuntivi come la mensa, e quindi sulla base di tutte queste considerazioni si può anche decidere un orario ridotto, ma è il Consiglio d'istituto che lo stabilisce. Ecco, perché questa è la situazione, mi pare che sia nella zona collinare, nella zona di Pagnacco proprio, no? Beh, francamente è una situazione che non conosco, so che ci sono anche alcuni dirigenti di nuova nomina che quindi sono stati insediati il 1° settembre e ovviamente hanno dovuto prendere in mano una situazione con decisioni già assunte o con decisioni da prendere in tempi brevi, e quindi forse ci può essere qualche disagio per questa ragione. Quindi avvio di anno scolastico un po' più difficile del solito, perché la questione delle lezioni in presenza, quindi piattaforma, però c'è anche un altro aspetto, carenza di personale? Sì, purtroppo io ho notizia di molte situazioni nelle quali facciamo fatica ad avere soprattutto personale di segreteria. Chiaramente questo limita molto le nostre possibilità di azione. Questo è un problema che insomma andrà affrontato e risolto dal punto di vista della quantità, ma soprattutto della qualità del personale. Perché non si trova o non ci sono concorsi?
Le due cose, nel senso che le professionalità, soprattutto in certi ambienti, hanno bisogno di essere sviluppate attraverso l'esperienza oltre che attraverso le conoscenze teoriche, quindi è bene che ci sia un passaggio di consegne, ci siano concorsi frequenti, missioni in ruolo frequenti e che quindi ci sia continuità nel servizio. Senta, un'ultima cosa, la responsabilità appunto dei dirigenti scolastici, perché adesso anche per la questione dei genitori che accompagneranno i bambini a scuola primo giorno, voi che cosa potete fare, che cosa pensate di fare? Non è il suo caso. Nel mio caso io sto consigliando soprattutto alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie di svolgere, aiutati dal tempo, l'accoglienza all'aperto, perché appunto altrimenti i tempi di ingresso saranno molto, molto lunghi. La legge è molto chiara su questo, chi non ha il Green Pass non entra, quindi questo sarà un problema anche in corso d'anno, quando il tempo non sarà così clemente, quando i genitori dovranno venire ad esempio perché dovranno ritirare figli che stanno male, cose di questo tipo. L'unica cosa che possiamo fare, se non avranno il Green Pass, è portarli all'esterno della scuola e chiaramente può essere un aggravio in alcune situazioni. Bene, ringraziamo il dirigente scolastico del terzo e quarto istituto comprensivo di Udine, qui dalla scuola Fermi di via Pradamano a Udine è tutto. Ringrazio Gian Domenico Ricci per le riprese e restituisco la linea allo studio. Isabella, è stata siglata questa mattina a Tavagnacco una convenzione tra Comune e Arlef, prevede l'istituzione di un tavolo permanente per promuovere progetti per la diffusione capillare della lingua friulana sul territorio. Vediamo. È appena stata siglata una convenzione tra Arlef e Comune e Arlef per la diffusione della lingua friulana sul territorio. Una convenzione attesa da diverso tempo e che comunque è in essere in pochissime comunità della nostra regione. Intanto sentiamo in che cosa consiste. Liru. Ma sicuramente una convenzione attesa da diverso tempo, ma nel solco di una tradizione che il nostro comune ha di grandissima attenzione verso la lingua friulana. E dopo magari l'assessore vi spiegherà esattamente i dettagli e i contenuti di questa convenzione, che è il frutto appunto di un percorso piuttosto lungo nel tempo. Quello che a me preme sottolineare è l'attenzione che la nostra comunità deve avere, tutte le comunità friulane devono avere nei confronti della nostra lingua, perché è una scelta molto importante anche nell'educazione dei bambini. Avere i bambini che parlano 2 o 3 lingue è un vantaggio, perché consente loro di esprimere un concetto in 3 lingue. Quindi li fa più ricchi di strumenti, non più intelligenti degli altri, ma certamente molto più ricchi di strumenti. Quindi io sostengo sempre, dovremmo essere in grado di parlare la nostra lingua madre, Calel Furlan, l'italiano, la lingua della nostra patria, e sicuramente anche l'inglese. Quindi valorizziamo certamente il friulano e crediamo molto che avere famiglie, bambini, persone che parlano friulano diventa un contributo molto forte per crescere nell'identità, nella cultura, nella creatività e nel fornire strumenti anche ai nostri giovani per pensare di più e per essere più aperti, per confrontarsi ancora meglio col mondo globalizzato. Ecco, con noi anche il presidente di Arlef, Eros Cisilino, perché è importante riuscire a coinvolgere il maggior numero di comuni possibile proprio per questo progetto di diffusione della lingua sul territorio. Buongiorno a tutti, e ringrazio in particolare il comune di Tavagnacco proprio per aver reso possibile questa firma di convenzione. Ha ragione, effettivamente abbiamo la necessità di coinvolgere sulla lingua friulana un gran numero di comuni, ma credo che il comune di Tavagnacco, anche con l'adesione alla comunità linguistica friulana, sia un comune che ha saputo dare una marcia in più alla nostra lingua madre, per cui non solo si parla in friulano nelle assemblee, ma anche negli utilizzi comuni della burocrazia pubblica. Quindi credo che il modo giusto per poter portare avanti la nostra lingua sia proprio quella di dare la massima ufficialità appunto al friulano. Quindi andare al di là della toponomastica.
Assolutamente sì, è molto importante la toponomastica, il Comune di Tavagnacco ha fatto grandi passi in questo senso, ma anche l'utilizzo nella pubblica amministrazione, diciamo nella parte più burocratica, avvicina molto il cittadino a quella che è l'utilizzo appunto della lingua friulana, ma soprattutto un'affermazione di identità. Ecco, per riuscire ad avere appunto a siglare questa convenzione, quali sono le caratteristiche dei progetti che devono proporre i comuni? Ma sostanzialmente c'è una buona predisposizione del comune, cioè il comune deve avere proprio l'intenzione di fare qualcosa in friulano e di portarlo avanti nel tempo. Questa è la caratteristica principale, dopodiché i progetti si possono anche fare insieme, si possono progettare appunto con ampi spazi, ampi margini di possibilità e parametrandoli anche alle dimensioni del comune. Non tutti i comuni in questo momento hanno la possibilità di fornire personale o comunque anche capacità per poter insomma, portare avanti la lingua friulana, ma noi insomma, cerchiamo di dare il nostro contributo e in sinergia si riescono a fare tante cose. Sì, perché in effetti già manca personale, no? Per tutte le cose burocratiche, gli aspetti burocratici, anche dedicare delle persone a questo diventa problematico. Assolutamente sì, però insomma i corsi di friulano sono aperti e quindi anche online si possono frequentare tranquillamente appunto anche da casa e quindi si può essere formati anche per l'utilizzo nella pubblica amministrazione. Ne parliamo per quanto riguarda l'organizzazione sul territorio qui del Comune di Tavagnacco con l'assessore alla cultura Ornella Comuzzo, quindi voi su che cosa avete puntato? Allora, innanzitutto voglio affermare anch'io la soddisfazione di essere arrivati a questa firma di oggi. È un percorso che abbiamo fatto, nel senso che abbiamo come amministrazione comunale abbiamo messo a punto il piano speciale di politica linguistica e quindi un programma che sulla base del piano speciale di politica linguistica regionale prospetta quello che è il nostro percorso nell'ambito di questo processo di valorizzazione della lingua e della cultura friulana. Come diceva il nostro sindaco, il Comune di Tavagnacco in questo senso si è distinto da parecchio, abbiamo sempre avuto questa attenzione particolare, come si ricordava prima, per quanto riguarda la segnaletica bilingue, abbiamo una biblioteca con tutte le indicazioni che riguardano appunto la segnaletica anche in lingua friulana, abbiamo nell'ambito della biblioteca le letture per i bambini, dai più piccoli ai più grandi, in italiano ma anche in friulano. Abbiamo tutta una serie, in particolare quest'ultimo periodo, abbiamo messo a punto tutta una serie di locandine, di volantini sempre in forma bilingue. Abbiamo avuto la fortuna di avere una persona che ci ha supportato in questo lavoro e quindi veramente siamo soddisfatti. A voi la linea termina qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.